Presentato stamani presso il Comune di Agrigento il progetto di realizzare un monumento ai caduti sul lavoro che si andrà a fare prossimamente presso la Piazza Stazione. L'iniziativa, fortemente voluta dall'ANMI, l'Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, sezione di Agrigento, nella persona di Michele Nantele, che ha promosso l'iniziativa creando un comitato ad hoc per la sua posa in opera, formato dal Comune di Agrigento, presente l'assessore Costantino Ciulla, le Ferrovie dello Stato, il Rotary Club di Agrigento, l'INAIL, la Confesercenti, la Camera di Commercio, l'Accademia Belle Arti Michelangelo e la rete ferroviaria italiana. In conferenza stampa di oggi andiamo a comunicare alla cittadinanza agrigentina e provinciale che si farà un monumento ai caduti sul lavoro in onore ai caduti sul lavoro alla Piazza Stazione, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, con la Rotary, con l'INAIL, con il presidente Vittorio Messina che rappresenta una sua associazione e tutti gli altri commissari della Camera di Commercio, chi ci onora di essere qua oggi presente, e abbiamo iniziato i lavori per lavorare per questo monumento. Noi abbiamo costituito un comitato promotore, abbiamo un conto corrente che tutti possono attingere a questo conto e dare un contributo per il monumento e spero di realizzarlo in breve possibile, perché è una presenza molto rappresentativa che ci tengo tanto a questo monumento e dal primo giorno mi sono insegnato con il Presidente che è un pallino sulla mia testa di questa bellissima realtà che in tutto sommato ad Agrigento non c'è, manca. Io giro delle paesine, c'è sempre un piccolo monumento e dico perché ad Agrigento non ci deve essere questo monumento. Sì, il Comune di Agrigento ha accolto l'iniziativa proposta dal comitato promotore che si è costituito proprio nel mese di marzo del 2021. Il Presidente provinciale dell'ANIMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro, ha fatto questa proposta al Comune di Agrigento, al Rotary, alle Ferrovie dello Stato, alla Confesercenti, alla Camera di Commercio, quindi costituitosi questo comitato oggi sta andando avanti e sta lavorando affinché venga realizzato un monumento dei caduti sul lavoro. Il Comune, nella persona del Sindaco che ha delegato il sottoscritto in questo caso a prendere parte a questo comitato, sta dando tutto il supporto tecnico e necessario affinché questo progetto possa essere portato a compimento. Ma l'Animil ci ha in questo spronato e noi abbiamo raccolto una provocazione importante perché il monumento, oltre a ricordare i caduti sul lavoro, possa servire anche come monito per il futuro, affinché si possa con attenzione guardare a questo mondo, il mondo del lavoro in particolare, perché ancora oggi nel 2021 si continua a morire e questo non è un fatto estremamente che ci fa riflettere fortemente, e quindi che questo monumento sia un'onorificenza per chi è caduto, ma un monito per chi passa da quella zona e possa vedere questo monumento, possa servire anche per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, possa servire per dare la possibilità a chi in questo momento va a guadagnarsi il pane di non perdere la vita. È una nobile iniziativa che il Rotary Club di Agrigento persegue da oltre 12 mesi. Agrigento è l'unico capoluogo di provincia a non avere ancora un monumento in onore degli vittime infortuni sul lavoro, ed è un tabù che dobbiamo sfatare. Ma il presidente provinciale dell'AML, Michele Nantele, ha proposto alla rete ferroviaria italiana di realizzare un monumento in memoria dei caduti sul lavoro nel baricentro della città, ossia nel piazzale esterno della stazione di Agrigento Centrale. Poiché il piazzale della stazione di Agrigento Centrale è di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana ha accolto ed è lieta ad accogliere questa proposta e ha dato già subito un parere favorevole all'iniziativa, e speriamo di accogliere questo monumento nel più breve tempo possibile. Il Rotary ha voluto partecipare a questo comitato non solo con un contributo economico, ma anche offrendo le proprie professionalità, ed è per questo che già abbiamo noi realizzato il progetto preliminare che è stato recepito dal Comune di Agrigento, e grazie a questo le Ferrovie dello Stato, che sono i proprietari dell'area, hanno concesso appunto la superficie dove realizzare l'edificio. Per la progettazione abbiamo pensato di coinvolgere sia il mondo accademico che anche la città. E come?
attraverso l'Accademia Belle Arti Michelangelo gli studenti realizzeranno delle idee di progetto. Queste idee di progetto poi saranno valutate da una commissione qualificata e la migliore soluzione sarà poi la soluzione che sarà realizzata previo la realizzazione di un progetto esecutivo.